Benvenuti da Semini per una festività davvero interessante. Oggi ci troviamo qui all'interno della casa campedanese per vedere quella che è la realizzazione della tipica panada proprio di Assemini, in compagnia della signora Nella. Ci illustri praticamente i componenti essenziali per la realizzazione di questo tipico, vedete, piatto campedanese. Allora, abbiamo sale, pepe, pomodori secchi, prezzemolo, patate e le anguille. Perché diciamo, in questo caso stiamo parlando della panada con l'anguilla, perché un'altra tipologia è quella che riguarda invece la carne. Questa invece è proprio quella riferita, diciamo, all'anguilla. Allora, iniziamo? Sì, Allora, io un po' di sale, metto sale, pepe, pomodori secchi, pomodori secchi, prezzemolo, prezzemolo, e poi le patate. si inizia praticamente a guarnire questo Sì. piatto con il fondo di patate. In occasione di questa festività, quante panade avete realizzato indicativamente oggi? Circa, oggi vabbè, ora stiamo iniziando, avremo fatto una trentina. Però nell'insieme di questa giornata da ieri, perché 200 e più li abbiamo fatti. oltre 200, Sì, oltre sì. 200. Perché ricordiamo che poi sotto quest'ampio gazebo qua fuori, diciamo all'interno di questa vasta area della casa campedanese, diciamo dell'associazione Sant'Andrea, celebreremo insomma un gradito pranzo, insomma, ci sono tantissimi invitati. E tanta gente. E tanta gente, Vediamo. sì. Questo. Allora, io continuo. Sì, prego. Il sale. Quindi si va per strade, insomma. Sì, sì, sì. Prendo un po' di pepe, prezzemolo, taglio, Taglio, normale taglio. sono dei componenti indispensabili, insomma, l'aglio. Sì, soprattutto per le anguille, perché sennò non hanno sapore. Adesso mettiamo un po' di anguille sotto, così comincia a insaporire le patate. Certo. Ognuno poi delle signore che realizza la panada vedete, ha una propria tecnica, anche vero? Qualcuno mette anche solo le anguille, però viene un po' meno pesante. Siamo partiti, ricordiamo ai telespettatori che ci seguono a casa, siamo partiti diciamo da un fondo base di pasta. Che tipo di pasta è questa? È una pasta lavorata con lo stucco, acqua, sale. Ecco, dopo praticamente lo stato di anguilla si procede di nuovo con... Sempre i condimenti non devono mai mancare. Certo, Sempre aglio, prezzemolo e pomodoro secco. pomodoro secco. E poi continuiamo con le patate, Sì, un insomma. paio di patate ancora. E poi per ultimo le anguille. Bene. Questo un paio di patate. Abbiamo messo. Bene, signora Nella, questo pasto praticamente, questo piatto così, per quante persone potrebbe andare bene? Dipende. Dipende da quanto mangiano, però in linea di massima 2-3 persone, 4, 3-4 persone. almeno 3-4 persone praticamente. In una pannata? 3-4 persone in una pannata. Sì, se pesa Mi un vale. chilo e 6, sì, pesa un chilo e 4, anche un chilo e mezzo. Diciamo dalle 2 alle 3 persone, Sì, sì. anche 4, dipende da quanta fame si ha, insomma. Perché ricordiamo che qui all'interno c'è un buon contenuto, insomma, poi una volta chiuso 3,50 o 4,50? verrà messo diciamo in forno praticamente a quanti gradi? Questa è dovuto iniziare il film. 300 Sì, gradi perché è una legna. con una legna. Io a casa metto 300 gradi. Vero? Per i tempi di cottura quali sono praticamente? Circa 2 ore. Questa è un'oretta, 10.
stiamo per finire. Terminiamo sempre con una sorta di sale. Chissà che qualche famiglia che ci sta guardando, che ci sta osservando, ci raggiunga per assaporare e assaggiare questo piatto prelevato qui nella casa campidanese per pranzo, insomma. Poi vogliamo ricordare che solo da Semini viene realizzata questa tipologia di panata, vero? Tutta l'isola. Però così grandi, così... Bene. È diverso. Adesso macaroni. Si inizia, si procede per la prima chiusura, insomma. Ognuno si fa padrone della... Ok. Diciamo che ci sono stati diversi giorni di preparativi per questa giornata, è vero? Da quanti giorni state lavorando? Insomma? Almeno una settimana, insomma, sì. Sì, Questa è la prima chiusura laterale, adesso si procede con versare l'olio. Bene. Circa mezzo bicchiere di olio. E poi mettiamo, come si suol dire, il tappo finale. Sì, questo è il finale. Ok. Collato bene bene i tasti della certo. Bene per non aprirsi. E questa è una sorta di piccola pressione. Una volta chiuso, praticamente si procede alla decorazione, praticamente, vero? Adesso io la sigillo bene bene bene. Certo. I bottigli. È un lavoro abbastanza delicato, preciso. Ok. Dopodiché praticamente si può chiudere. Sono pronta a chiuderla. Bene, Vado? certo. Non si fa altro che premere, diciamo, Sì. ai bordi la pasta e Sì, poi si schiaccia e poi si va all'interno. si va all'interno, Sì. realizzando questa decorazione molto particolare. Ed è un lavoro, diciamo, artistico, manuale, insomma. Non è solo, non sarebbe solo bello e buono da mangiare, ma anche bello da vedere, insomma, per la realizzazione, vero? Ecco qua, finita la decorazione laterale, adesso il tocco finale. Come si suol dire, la ciliegina sulla torta in questo caso qual è? Metterci là per riconoscere che devo Mettiamo, panata di benché si anguilla. parli di anguilla, là sopra. Sì. E se nel caso fosse stata di carne, Che carne o mettiamo solo la C. dal C. In questo caso là, perché è una panata di anguilla. Dipende anche dal tipo della carne. Mettiamo là. Certo. Ah, Se- ecco. Quando facciamo assieme carne e anguilla, allora facciamo sulle anguille ci mettiamo una sorta di anguillina. Di anguilla. Facciamo anche così, sì. Ecco qua, stiamo per arrivare, diciamo, alla lettera finale A.
siamo quasi, ci siamo quasi. Possiamo dire, signorina, che abbiamo la nostra panada finita, pronta per essere messa in forno, pronta per essere, diciamo, degustata all'ora di pranzo, va bene? Chi avesse, diciamo, chi non avesse altri impegni, diciamo, importanti, invitiamo tutti coloro che fossero qui in zona, diciamo, a trovarci per pranzo, assaggiare proprio la tipica panada di Anguilla qui ad Assemini, a Casa Campidanese. Un saluto a tutti, vi aspettiamo.